Qui con il mister Tarantino al ritorno sulla panchina del Bagheria 90-011, un ritorno fortunato perché i suoi ragazzi mister hanno creduto in questa vittoria, ci hanno creduto con il cuore, con la testa e soprattutto con le gambe fino al 94esimo, quando è arrivato quel pallone al centro che Mendola ha messo dentro. Adesso ovviamente c'è da essere contenti, c'è da essere felici, una gara comunque giocata molto a centrocampo, così come tutte quelle che si giocano qui al Comunale di San Vito. Forse già sapendo queste informazioni aveva preparato così la partita. Sì, ma questa è una squadra tostissima, una squadra che onestamente credo che forse aveva perso solo una partita in casa, adesso non mi ricordo. Sì, complicata. Esatto, e anche quella fu una partita che onestamente loro giocarono alla grande. Questi sono una squadra di guerrieri, Stefano uno stratega, come dicevo nell'altra intervista al tuo collega, che avrà cambiato 2 sistemi di gioco, forse anche 3 alla fine, quindi è un campo difficilissimo. Questa è una piccola impresa che i ragazzi si meritavano, è tutta farina nel loro sacco, perché io sono arrivato da 3 giorni, sì, abbiamo lavorato sicuramente, loro sono stati fantastici perché in questi giorni mi hanno dato una dedizione clamorosa, professionali al massimo. Li avevo guardati in faccia, avevo visto in faccia che loro avevano oggi qualcosa di speciale, avrebbero fatto una grande partita. Certo, poi prevedere di vincere, questa è una partita molto equilibrata che si risolve, Zummo fa il miracolo, e poi noi facciamo il gol, il calcio è questo, però onestamente credo che questi ragazzi se lo meritavano. A livello proprio emotivo, infatti sono esplosi, visto, è stata una gioia per un allenatore, a me, per come io alleno, che tengo molto ai miei giocatori, è la cosa più bella vederli gioire così, quindi sono molto contento. Non c'era modo migliore di iniziare questa sua nuova gestione qui a Bagheria, e adesso questa carica, questa grinta, questo furore del gruppo che lei ha anche sottolineato serviranno nella prossima gara contro il Marsala. Questo ovviamente è benzina allo stato puro, nel senso che è chiaro che quella è un'altra squadra fortissima, insomma, è fatta, credo che sia una di quelle che li costruisci per vincere il campionato, quindi anche lì partita difficilissima. La prepareremo come abbiamo preparato questa, attenti ai dettagli, e con questo gruppo comunque c'ha qualità, questo è un gruppo che c'ha qualità, e voglio sottolineare che al 90esimo il recupero, questa squadra ancora correva. Noi abbiamo prof. Luca Piazza che per me è un fenomeno, quindi qua c'è un po' di tutti, ma soprattutto dei calciatori.